Buonasera a tutti, benvenuti a questa esecuzione. Comunque questa esecuzione non è un hobby spartacus, nazionale come e ci siamo ancora abbastanza lontani dal Natale, non abbiamo fatto questo scelta. Il Natale è una festa nella quale, come nella festa dei frutti, per esempio, i preti, un tempo, adesso non so perché non sono aggiornato, celebravano tre messe. E tre messe che avevano tre propri, si dice, proprio della messa, orazioni, diverse. Bene, noi facciamo tutti e tre, però facciamo la messa della notte degli uomini fino ai primi due brani della messa dell'aurora. Poi entrerà la sezione femminile che seguirà la messa del giorno, tutti i 5 minuti del finale, e terminerà con l'introito e il graduale della messa delle vite. Il canto gregoriano, innanzitutto, è un canto che è un canto di una sola voce, senza accompagnamento strumentale. Ecco, nasce nei primissimi secoli della Chiesa per la cantazione della sinagoga ebraica, che sono queste fonti ben sicure, ma nasce innanzitutto prima con la parte dell'ufficio che poi spiegherò. Che sono degli articoli più semplici, più sistati, c'è molta salmonia. E poi la messa diventa simassa eucaristica dal 480 al 520. Questo lì che si forma la messa, poi viene perfezionata con Gregorio Magno e rimane sostanzialmente la stessa fino al continuo. I trattori della messa chiamano la messa tridentina, non è vero, perché non è la messa tridentina, ma è la messa da Papa. Sì, i testi sono questi, da Papa Gregorio. Va bene, iniziamo con l'introito. Il canto italiano poggia su due grandi pilastri. Il repertorio dell'ufficio, come ho detto prima, e il repertorio della messa che poi spiegherò un'interruzione. È bene che il canto sia anche un po' spiegato. Il repertorio della messa a sua volta si divide in due settori. Il proprio sono 5 brani. L'introito, il graduale, l'alleluia, l'offertorio e il convegno. E quello è l'ordinario che si canta tutti i giorni, o quasi, che sono il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus e la Dei. Gloria e Credo vengono cantati solo. Bene, iniziamo con l'introito della messa del notte. Dominus Fixit ad Rei, Signore. Ecco, volevo dirvi che rispetto al testo che avete sotto mano, ho inserito qualcos'altro in più. Seguitemi, le parole. Vi chiedo solamente di non andare perché questa non è un'esibizione, è un momento. Chi crede, io tengo le esecuzioni spirituali.
la struttura dell'introito è la seguente: c'è il ritornello, parliamo di parole semplici, poi c'è un tono salmodico, un segno di salmo, poi si ripete il ritornello. Questo introito, facciamo anche il trono, è un'infarcitura, un inserimento di un testo non pensata scrittura dentro appunto il ritornello. Dominus dixit ad me, e poi Cristo invece cieli si terra sulla luce di Carlo Socrate, sempre Dominus dixit ad me. E così sentiremo appunto che l'introito è cantato dalla scuola, si intravezzerà degli incisi, delle piccolissime frasi che cantano. Il secondo brano che eseguiremo è un graduale. La parola graduale deriva da gradus, da gradini. Era un canto, un tempo la messa aveva un'epistola, una lettura neotestamentaria, e poi c'era il graduale, che era
il versetto, dopo il questo salmo è un canto molto ornato, pieno di note. Ecco, e c'era il versetto del solista. Alla fine del versetto del solista c'era la ripetizione del ritornello, quindi un responsum, una specie di responsorio, una risposta. Va chiamato graduale perché veniva cantato all'alto del tamburo. Quindi questo è uno dei brani più importanti della messa sotto il profilo musicale. Infatti il libro della messa musicale si chiama graduale, contiene praticamente, mentre quello dell'ufficio, che è costituito in una spazio antifona, si chiama antifonale.
Terminata l'epistola, terminato il graduale, iniziava subito l'alleluia. Non è una parola latina, quindi neanche una parola greca, è un termine ebraico che tradotto così in maniera bonaria significa globale. Sant'Agostino diceva che la sola parola è insufficiente a dare veramente gloria a Dio. Allora, cosa resta? Resta il canto, resta il giubilo. E siccome l'alleluia, noi accettiamo la penultima sillaba, ma l'accettazione ebraica andrebbe sull'ultima, il compositore, chiamiamolo gregoriano, anche se oggi è proprio chiamata musica gregoriana per una serie di storie, e poneva su questa ultima sillaba un grande giubilo, una grande serena di notte, una grande fioritura di notte, era sufficiente a dare un nome degno di Dio. Così intendeva questa cosa. Allora, eseguiremo l'alleluia Dominus Dixit ad me, la messa della notte di Natale.
Alleluia, c'è il Vangelo, c'è il c'è il campo del credo, poi il l'offertorio. L'offertorio un tempo aveva una concezione sacrificale. Si offriva l'ostia della sangue, adesso è venuto la benedizione. L'offertorio è interessante perché ha una struttura, anche questo responsoriale come individuale. Era un responso all'atere. Cosa significa? Il solista dava per sé. Alleluia e offertorio sono i tre brani più ornati della messa. Una volta che il solista ha terminato il versetto, non si comincia più da capo con il graduale, ma all'atere, cioè la parte finale. Ripetuto le tre procedimenti del sud di terra, ante facili domini, muoia benedicte. Si ripete non le tre procedimenti, ma ante facili domini, muoia benedicte.
E arriviamo alla comunione. Il quinto brano proprio della messa è il Convulio. È un canto simile all'introito. L'introito è un ritornello, come abbiamo sentito, poi un versetto salmodico, una volta aveva anche dopo il versetto salmodico anche Gloria Patri, e poi si ripeteva ancora il comune invece ha solo uno o più attenuanti, uno o più versetti salmodici. Adesso i versetti non adesso da diversi secoli i versetti sono scomparsi, è rimasto solamente l'introito, il ritornello che abbiamo. E noi comunque facciamo questo versetti salmodici in salva Dixit Dominus Dominum meo, sede vestis Dixit primo secolo si rispetto, voglio fare un parallelismo con il primo introito che abbiamo fatto, Dominus Dixit Filius meus ego odi e genite, il Signore ti ha detto tu sei il mio figlio, quindi chi è che parla? Padre o figlio? È il figlio che parla. E quindi l'andamento è piuttosto leggero, piuttosto veloce, molto forte. Il testo dell'introito, scusate, è il padre che parla. Il splendore un santo è il suo anche Lucifero. Lo splendore dei santi è e qui la musica si fa più grave. Anziano, figlio, un bambino appena nato e poi aveva questa voce fredda. Mentre i suoni sono più lenti, più grandi. Questa è la particolarità, anche questa del canto di Piero.
Bene, adesso quindi abbiamo ascoltato, riascoltiamo un introito e sono veramente un introito della messa ora e il naturale viene più subito. Introito non semplicemente per questione di tempo, perché poi c'è anche la parte di cantare, faremo solo il ritornello senza.
Mentre cercavo di interagire, devo dire che noi siamo una scuola gregoriana che è stata però cantiamo sempre separatamente anche il coro. Questo perché? Perché il canto gregoriano canta all'unisono, ma da una voce più sola. Quindi il canto gregoriano cantavano anche le monache, i monumenti, i monaci, il coro, ecco i capitoli fondamentali, però sempre separatamente. C'è stato qualche strumento nel convento del Providiale che non mi è nome, ma mi sembra abbia funzionato molto bene, diciamo così. Bene. L'introito, ecco qua, l'introito della terza messa di Natale, Uernanus. Qui il compositore mette l'accento sulla prima sillaba, cioè allargata, come dire, non un bambino, ma quel bambino. Quello è il Redentore. E poi vi invito a cogliere un'altra sfumatura. Et filius natus est nobis, cuius imperium mecus, da cui potestare il regno. Quindi abbiamo un'ascensione dell'argomento verso l'alto, quasi a sottolineare che la diffusione del verbo cristiano è destinata a tutta la terra. Grazie.
Emilia Mora, dal graduale Emiliano Tonnes, questo brano molto elaborato, e dall'Alleluia, lo stesso brano molto elaborato. Volevo porre la vostra attenzione sul testo. Emiliano Tonnes, esterno, salutare dei nostri. Ecco, su dei nostri, perché la conoscenza del Salvatore deve essere estesa ai confini della terra, e i compositori gregoriani fanno una serie di note verso allargandole via via. L'alleluia è una costruzione similare a quello precedente che vi ho già detto.
E terminiamo la messa del giorno di Natale con un offertorio in cui sottocetti si comunio per un dominus. Era una cosa che non ho detto per comune dell'offertorio prima. Come i troppi che non ci sono più già per i versetti di comuni, già per i secoli, diciamo così, del millennio, del secondo millennio, scusate. Così anche i versetti di Ferraro sono scomparsi. Noi ne facciamo uno, perché il Ferraro è una roba molto diversa. E appunto perché abbiamo cercato la preghiera, la sensazione. E aveva altri versetti. C'era uno anche questo è un canto molto era formato responsabile, non come rituale, ripeto, ma all'atare. Si ripete con tutto il rito, l'ultima parte. E come vuole comunque la stessa struttura semisillabica molto ornata, però anche qua il compositore gregoriano sottolinea idem domines fides tutti gli uomini e figli della terra, due cose: salutare dei nostri, la salvezza del nostro Dio, e quindi all'acuto come figli specie, estremi figli della terra, la salvezza del Gesù.
siamo giunti alla fine con uno sguardo e terminare appunto con pensiero che noi e grande graduale a una sala una scala proprio con queste considerazioni. Allora c'è queste notizie. Ecco, il repertorio della messa si struttura su 873 proprio 751 testo scrituristico e 66 testo scrituristico.
mentre i gradi dell'ufficio liturgico, niente questa sera dell'ufficio liturgico, sono 4.813. Pensate che un mattutino, tutto cantato per i sponsori, eccetera, eccetera, durava circa un'ora e mezza. Il mattutino è l'ora notturna della notte. Si alzavano i monaci nel cuore della notte e poi ritornavano a letto, che si alzavano per le lodi. C'era prima, verso le 6, terza, verso le 9, sesta, mezzogiorno, un'ora verso le 3, e poi c'era il festival. Quando c'era buio, quando si accendeva e poi la compieta di andare 7 ore di una ora. Ecco, noi in tutta questa sala, tanto gregoriano, il repertorio più completo liturgicamente necessario. C'è stato un grande periodo della polifonia, ma non c'è stata una analoga omogeneità. Il canto gregoriano, il Concilio di Vaticano II, dice il canto proprio della Chiesa. Noi stasera speriamo di aver gettato un seme di curiosità. Questo un seme di curiosità e anche il nostro scopo non è quello di fare concerti, facciamo sentire concerti non è tanto per esibizione, è sempre per conservare la semente. Io sono convinto che il passato di Dio c'è bisogno di disseminare. Se non abbiamo messo la semente al sotto dei nostri canali, non possiamo seminare.
Sentirli insieme. Sentirli insieme, maschi e femmine, si può o no? No, non c'è. L'ho detto prima. I conventi degli umiliati che erano visti hanno fatto una brutta fine. No, scherzo. No, anche per una questione tecnica, perché la donna canta con mano sopra. Quindi ci sarebbe questo tutto sopra, però cerchiamo di essere più fedeli. Claudia da parte e suona le gambe. Sì. Posso solo per ringraziare grazie.